Bene, allora ben arrivati per questi altri incontri, che sapete che stanno dedicati non al terremoto come memorie storiche, che faranno in parte anche qui, ma soprattutto come riflessioni che ci portano all'attualità. Il Signore è una serata, è un incontro che è difficile di queste tipologie che è legata alla creatività artistica e teatrale, ma dentro ha anche un'evore di riflessione su un'evore interessanti. I protagonisti sono tre amici, tre attori o musicisti, che io vi intercettati in tal percorso che vi fatto ai Colonos in Chischio 33 anni. Non in forma di collaborazione con progetti interessanti, ma direi soprattutto con una sintonia in che è il spirito proprio, il spirito di questo piccolo cosmo dei Colonos. Se vi sarai tutti, o la gran parte di voi altri, dal Mus d'Aur, l'asino d'oro, no? Un premio che davano a persone che per tutta la vita si sono dedicati a che altri, senza finire dai riflettori, dal cidinor, stante appartati, senza fare tanti schiassi. E dopo il progetto all'era anche va sul Mus. Queste robe sono state inventate dai due protagonisti, attori di Usgnot, che sono Ferruccio Cainero, che peraltro è anche autore dei testi che si interrogano, che sconti anche subito, anche se Luca Domenicali mi ha detto stai nel vago. Mi ha un po' terrorizzato, mi ha destabilizzato, stai nel vago. C'è podio di e c'è non podio di. Boh. Io ho tenti di dire. Allora, Ferruccio Cainero, che è un attore e regista che si muove a livello internazionale, lui alle Furlan, al vive in Svizzera. E Vanni De Lucia, che anche lui è attore, insieme aveva proprio il teatro ingenuo, e in estate, in Avostani, a partire in quella mussute dall'agriturismo ai Colonos, dall'Inde si chiamava, no? A partire dalla montagna e venivano a peite, giornate dopo giornate per 10 giorni, e la sera si fermavano a fare un'etapa di spettacolo dai paesi dove passavi. Il mese di agosto, perché vi voglio fare che serate in occasione di Ferragosto. Ecco, immaginate che schiudoi con la mussute, no? A 3 dopo di misdì che camminavi per l'asfalto, sotto dal sorelli, e un dì a chiatti in una femminuta, è vero che chi vanno, una femminuta, ma c'è dol che mi fa che bestie. È succeduto? Beh, ecco, quindi, e dopo hanno fatto altri robe con noi, e dopo i vin Luca Domenicali, che è un presentatore, non presentatore, perché lui è musicista, performer insieme con un altro artista bolognese, a fare una micro band, che anche lo suona sui palchi, per l'Italia, per i Germanis e via discorrendo. Luca Domenicali ha curato i Colonos più di qualche progetto, e andà pronto un podio. Io di stato al vago podio un Paravostanis in che il protagonista è gli artisti eventi sarei sgualtri, si spera che sia di due sgualtri, in bisogno di tante int, sarà una serata spettacolare, una roba speciale, ma quindi sta tal vago e quindi contentarsi di così. La serata di voi in termini di riflessione è leale, c'è che il mondo è cambiato a chi sisme sociale, a chi avvoltamento globale, che è andato in avanti di 50 anni in qua, porta chiacchierando dai terremoti. Protagonisti sono due, chi non può, è stato al vago anche qui, cacciali dal loro osservatori, le contraddizioni dal mondo di voi, le contraddizioni che anche noi si dentro, ma di chi a chiacchierare miglior loro. È un progetto che diventerà, per cui si ringrazio Arianna Zani, che è una dirigente dalla RAI regionale che seguisce proprio il settore in lingue furlane, passò sensibilità perché diventeranno
un ciclo di une strisce radiofoniche di microtrasmissioni per Furlan, che saranno une vore simpatiche, e voi i vin un'anticipazione. Voglio dire che no, non posso, è stata al vago. Allora, io, se permettessi, saluti un giornalista che lo vedo già addocchiato in qualche, lo vedo già lumato, no? Che è Tony Capuozzo, va bene. E lo ringrazio che le voi insieme con noi. Non è venuto per me, è venuto per loro, vuol dire che è in buona compagnia, no? Va bene, va bene. E sapete che il consulente scientifico è Angelo Floramo, che voi lo vinchi, allora Agno, ti do una riflessione a te. Io scuso passarlo invece che non alzarlo. Beh, sarà un appuntamento interessante perché ho bisogno di una voglade che sta al di fuori dalla Cina, come si diceva, una voglade de panchine. Per italiana si dice lo sguardo altro. In una società come le nostre, che è massa istituzionalizzata, che è in conto massa dall'accademia, dalla Golarine e dal doppio petto, forse una riflessione sulle panchine è una riflessione importante. Qualche settimana in Dauro sapete che l'amministrazione di Trieste ha rubato gli scarpis e gli scuviertis a chi che vivono sugli panchinis a Trieste. E qualche amministrazione, qualche anno in Dauro ha deciso di tali sgiambis agli panchinis, perché nessuno al po' di indormidissi per ore. Ecco, io penso che bisognerebbe sticciare la inta non indormidissi e avere le possibilità e il coraggio di pandi una voglade differente rispetto alle maniere come calva il monte. C'è che Viodin a Tor, Cumò, all'estate bombardata l'Iran, qualche ora fa, hanno fatto pensare tanto. E allora di chi ha Federico Tavan, che tabave dalla sonava spaziale, al metteva in guardia dai humans, ecco, pensi che una serata come queste e poi se di buine di sticciare tanti sboris e anche di dismovinus ta nostre responsabilità di testimonis e di vos quintri. Grazie. Buondì, buonasera e benvenuti a questo appuntamento a infile 2026. O c'è molto che dire il Presidente Federico 2026. Qui il mio friulano finisce, tranquilli, perché come per fortuna, come Vanni e come Ferruccio, noi siamo udinesi, quindi siamo cresciuti, che il friulano era, se no, la terza lingua, perché c'era l'italiano e poi c'era questo dialetto udinese, per cui siamo cresciuti in questo c'è distu, c'è fasto, come sela, come va, siora, come va, come stala, quindi il nostro friulano finisce qua. E come nasce questo progetto? Nasce dal Ferruccio Cainero, dalla sua prolificità autoriale, lui lavora molto anche per la radio della Svizzera italiana e ha ideato questo contenitore, questa si chiama in gergo striscia, in cui ci sono appunto i due personaggi molto diversi tra di loro che si incontrano su una panchina. Uno è quello che si chiamerebbe il barbone, che vive nella stazione, insomma vive ai margini, e l'altro è un pilota caduto dall'astronave, infatti si chiama Colas dall'astronave, caduti dall'astronave. E, tutto ruota intorno anche a questo acronimo strano che è come il CPC, no? Che per il pilota caduto dall'astronave sarebbe il centro piloti caduti, CPC, mentre per la gente continua ostinatamente a pensare che sia il centro psichiatrico comunale. Poi capirete perché, insomma, nasce tutta questa cosa qua. E, diciamo poi cos'è successo? Che per i giri che diceva anche prima, di cui parlava prima Federico, questi testi sono capitati sotto l'occhio di Federico, che ha avuto quest'idea ulteriore di provare a proporlo come tradotto in friulano. Quindi la traduzione è stata fatta da Federico, poi vedrete che
anche nella lettura, io ho assistito ad alcuna lettura di queste strisce, è anche un uso curioso del friulano, anche tante espressioni che noi non avevamo mai sentito, tanti termini e tante locuzioni, tante espressioni particolari. Se volete dopo potrete anche fare queste osservazioni anche voi, e cioè parlarne, eccetera. Comunque quella di oggi è praticamente una prova aperta di quello che sarà la prossima settimana, invece la registrazione vera e propria nella sede della RAI o in uno studio di registrazione. Quindi voi immaginate di essere davanti a una radio a casa o in macchina sentendo questi due personaggi che adesso vi presenterò, che sono Peppi e Piers, ovvero Vanni De Lucia e Ferruccio Cainaro. Prego, ti sistemo. Sentiti, non so. Sì, appunto, io l'avevo scritto per la radio della Svizzera italiana, e dopo quando hai telefonato alla responsabile mi ha detto: ma non tu, cioè, non sanno tagliare a metà tutto il budget dalla radio. Poi non sapevo poi che facevano e che non facevano, mi sono restato che mi è restato il progetto al cassetto. Allora dopo non sai, c'è molto che mi è venuto al cervello di mandarlo a Federico, e Federico l'ha detto, sì, hai detto Federico, magari lo facevi per Furlano, sai, sì, no, io non avevo tante speranze, invece l'ha funzionato. Allora, io non sono usata per Furlano, perché vivo in Svizzera e io lavoro poi di tutto in tedesco. E Vanni anche non è tanto abituato a fare la Furlan, perché che Piesa ci moglie, a parte che sono i figli di un napoletano. Dopo, l'Ufeveli a Vonde, insomma, sono vissuta qui, dopo che è una vita, ormai sono 50 anni che ho passato a Milano, a Roma, come sono in Umbria, in Germania, ho visto anche in Germania, quindi... Lui ha letto anche tu Luciris a Roma, a lei in Germania, quando tu Luciris in Germania, alle attività, esatto. Sempre di un'altre bande. Ecco. Esatto, sempre da un'altra banda, quanto sì. Che di Paialitasi. Allora... Quando ieri frutto io mi visi, ecco, si rivelava dalla lingua, no? Io mi visi bene come che sono cresciuto. Allora, io ero un bambino all'era mi suonava, era una cosa un po' burocratica. Io ero un bambino per la scuola, per il dottore, insomma per l'antitetanica, per tutte quelle cose lì. Dopo ero un frutto, e un frutto mi suonava sempre un po' come, non sai, come che mio padre e mia madre hanno dassi da fa per mantenere il frutto, per mantenere i frus. Mi dava questa sensazione di amore tra questi tempi, una roba un po' severe, di fadure, di lavorare. E invece dopo mi ero anche un putel. E a me quello piaceva, perché il putel è quel che viene in brasso, dammi un baso alla zia, ecco. E allora io vivevo in queste tre dimensioni, no? Ero un bambino, un frutto e un putel. Io ero anche una creatura, Hai visto? Un di poi, mi visito pare, una creatura, eravamo anche creature. Quando arrivavo a trovarti in officina, il l'anno dicevano. Il l'anno. Bene, allora dai, Ottachin, Ottachin. Sì, dica, dottor, dica. Come si struttura? Queste strisce durano pochi minuti. 3 minuti. 3 minuti al massimo. Ne leggeremo 3 e poi ci fermeremo un attimo per chiacchierare un po', per raccontare anche un po' la storia di come si sono incontrati, conosciuti, e anche eccetera. Che c'è stato un terremoto e tutto. Sì. O si incappa al terremoto, no? Si innasciuga. Ne ho scritte 37. No, scusa, 36, però per la radio, no? Cao fasin 3, 4, 5, quel calven, ok? E
facciamo finta di essere nello studio della radio, perché non è teatro, no? Intanto perché io ho fatto l'ingegnere diventato matto, no? Io so però vestito picciotoso, lui ha fatto il barbone, era vestito tutto elegante, ha già sbagliato come. Ecco, e parno a vendite a Federico, ma facciamo una roba che così diventa come un esame di Furlan, che in lingua dotta si dice... una colonoscopia. Un esame, ecco, sì. CAL è una colonoscopia. Una colonoscopia, ok? O fasin la colonoscopia. Dolorosa ma necessaria. No, la Ecco. Quindi noi non abbiamo vergogna e se noi ci sbagliamo nella pronuncia anche ci correggiamo, facciamo un po' come se fossimo alla radio, anche per chi di voi non ha mai visto come si lavora in uno studio radiofonico. Tu verresti di sei il regista, perciò non sta spaventando, dacci stop, dici non si è capito, c'è bidon, quello che vuoi. Sì, è vero. Ecco. Non sto vabbè. Beh, avevo Federico qua. Federico, tu puoi dire Sanche Dinus, Non è problema. Volevo dire, io col Furlan le prime volte che lo hai sempre favelato, ma per plaisir. Ecco, io dico sempre come una vecchia pubblicità dal caffè, no? Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere, io dico sempre, per me il Furlan è stato sempre un plaisir. Se hai di studiarlo c'è plaisir Isal. Ecco però... bene. Come non sto, dai. Io non soffrisco tanto perché sono abituato a fare parto desk. Allora, ecco, buon. Ho sei abituato un po' a stare attento. Dai, cominciamo. Primo episodio che lo viene intitolato L'inquintri. Sempre su queste banciute, Ma tu sei furcutiato. Sì, è la melonaria è andata. Ecco, come sì. Ecco. Appunto era. No, ieri una prova per tecnico. Tecnico, dai che il tuo culo. Dai, devo dire una cosa adesso. Sì, no. Qui c'è Floramo. Io da una vita conoscevo Sopari, il professore al Percotto. Ecco, è la prima volta che incontro un Floramo. Era una persona squisita e un ricordo, non era un mio professore, ma io facevo politica e mi chattavi sempre a favelare con Sopari, che era un democristiano. A fare discussioni. Ma era un grande personaggio. Ecco, volevi dirlo, dopo mi dismetteavi. Bene, ecco. Allora, sei tu come? Dai, attacchiamo, speriamo bene, allora, dai. Buondì? Buondì? Puoi sentami? Sicuro, non è amico me la banciute. Ah no? No, perché pensavi che fosse me? Ah sì, la occupa sempre lui. Alle parvie che non puoi smuovermi di chi? O spietti. Ah beh, sicuro, se uno al spiette. Spietti anche lui? Ah io, non spietti poi noi. Poi noi. Poi no? Io, dai, torna a dirlo. Io non spietti più noi. Sì, ma può essere arrivato un momento che l'altro, sai al... Cui? Ma l'astronave che torni a Chiolimi? Percepo. Lui è venuto giù dall'astronave. O soi colatio. Bisogna stare attenti. C'è musai al fatto. Si è sburtato formasse da balconute. No, allora che gli astronauti hanno una forza di accelerazione così grande che se tu esageri, i spazi-team si plea talmente che si formano sclappaduri. Se qualche volta al poi succede che il pilota al sbrissi dentro e al colli in un universo parallelo. Po' folk. Hai un spagnoletto. E non fumi? Tra gli astronauti non si può sfumare? In ogni caso, calcialimo. Perché cosa io? Se tu colli sfur, a chi culosti che ti vengono a ciriti? Anzi, approfitti per ciappati il puesto. Dall'universo di Dulaco vengo io, se tu collis, tu ti aiuti, perché che sa che anche allora può succedere di colà. Al sares logic. Ma cai, non funziona così. Cai? Ma cai? Non funziona il così. CAI è un'altra roba. Il CAI, sì. Il CAI lo sai. È tecnico taglia che sennò col CAI. Ecco, il CAI. Dai, torna. Ma CAI sì, non CAI. funziona così. Non funziona così. A chi? Allora però tu mi hai scritto CAI.
Caì. E tu è colpa, tu sei scritto al contrario. È il professor, allora, il professor. Vabbè, dai, bisogna svegliare una matita. Allora, torna e lo vinc anche letto un gruppo di volti, non tu non hai mai detto noi. Allora, dai, ho sempre un piede di che l'altro. Allora, ma a chi, sarebbe logico, che da lì, dai. Ma a chi non funziona così? Mi so in acquar che tal questi univers alle duce tan strani. Tra questi universi, se un ti domanda 2 euro, c'è fatto 10 vabbè, euro. che non importa, 2 o 10, fa scompaio. Dai, tra questi universi, se un ti domanda 10 euro, c'è fatto. Noi, perché dal mio universo, i bes, noi abbiamo inventato, per fortuna. E c'è molto faseso. Ognuno fa il suo lavoro, è buono, Non arrivi a credere. non c'è io un mondo come il vostro, non lo vorrei mai immaginato. Ma scusi, ma lui, dove la sta? C'è lui. Ma lui, dove la sta? Scusi, No astronauti scolas non so ospiti in che palacine chi da ur. No, che ospiti? Non so ospiti, benissimo. Un'altra Ma colonna. ci ospiti. Allora, no astronauti scolas non so ospiti in che palacine chi da ur, il CPC. Ah, capite, il centri psichiatri comunali. No, il centri piloti scolas. E lui di Dulaisa la sta. Io so di casa in stazione. Di casa in stazione, lei dicevi dat lui. No, perché mi sono in stazione. Sì. Però biel, spazioso. E aspetta il treno che viene a lì lui. No, ormai io sto su di un binario morto. Orpo, mi dispiace, c'è molto mai lì al morto. Alle finito dal treno. Biele chiste, io ne barzellette, no mo? Ma, scusi, li scontai so anche tali astronauti. Gli barzelletti, non sai? C'è molto non lo sa. Non è un pilota di astronauti lui. Sì, credo di sì, ma là o devi aver battuto il ciafe qualche volta io sono sconfusionato. Io sono confusionato sempre. Magari anche lui è un ex pilota, Dici, sicuro che ex pilota al suo miglior di ex impleato. Ma scusi, mi dici? Ma sugli astronauti vedo il Black Friday. C'è? Il Black Friday, il venerdì spesa. Ma mi dispiace, ma io non la capisco. Non lo capisco. Io non lo capisco. Ecco. E che cai è una? Bene. Puscro dice che succederà alla sala di registrazione. E allora il 2 aveva intitolato Une barzellette che non fa sorridi. Sempre su queste banciute, Poi sì, buondì. Sai al che io non si neanche presentarsi. Io o mi chiami Beppe. Ah, Plasè, io mi chiami Pierce, o so il pilota Pierce. Sì, lo sai, che è il colato dall'astronave, giusto? Bravo, lui sì che mi capisce. Sicuro, sin colleghi? Anche lui ha colato io dall'astronave. No, hai capito. Non hai capito bene se sono colato o se mi hanno fatto colare. Duc cas o soi partiare? L'importante è restare a chi. Se no, quando vigneranno a Cirinus, non lo stiatin. E sono 40 anni che spieti. Ma mi sa che vorrai di spietà in tutto al manco 100 anni. Da urda i miei calcoli orbitai. Ma calciali, sì? Che cadi 100 anni, scusi, Sì. Ma no, saremo morti. Non si può sapere, andai già vivo 65 e non mi è anche mai succeduto di morire. Biele che stai. Comunque, come i conti io une. Sì. Allora, no? Alle un, che va all'ufficio breves e al dis alla commissione. Io ho inventato questi rimpin. Si luttakel tal paraciadudis, no?
Se il pare c'ha dudis. Se il pare c'ha dudis non si vierge, allora un si tacche e si salve. Che dalla commissione ai domandi, ma cal scusi, ma c'è si tacche? E lui, no, non lo sai, o hai di inventare tutti io? Biele, Vieni, ridi. No? No, non ridi, non hai capito. No, non l'ha capito. Non l'ha capito. Ma l'hai capito, ma non capisci molto cosa facesse ridi? O sei proprio strani altri in che mont? Ma tu la so io capitati. Ma c'è udite di male? E io ne le barzellette? No, io ne barzellette, e io la vostra realtà. Avessi inventato le macchine a benzina e qualcuno l'ha domandato ma queste macchine sono inveleni l'aria, c'è fasino? Avessi ridotto e avessi detto ho inventato tutto io? Avessi inventato le centrali atomiche e qualcuno ha cominciato a domandare ma i scarsi radioattivi, dove l'hai buttino? Avessi ridotto e avessi risposto ma ho inventato tutto io? Avessi inventato internet e qualcuno l'ha domandato ma i server ormai per sfredarsi a consumi tante di che aghe c'è molto fasino proprio come che il clima alle da ora su rischialdarsi e voi altri sorridesi o disesi ma ho inventato tutto io? Ma c'è tan malinconica lui. Non ha proposito il senso. Non l'ha proprio il senso dall'umorismo. Varese però un spagnoletto. Dai, tali serve non si fuma. E 10 euro per un panino? Dall'università di Dulà, come io, non esistono i bes. Ma c'è molto faseso a fare gli astronauti senza be. La di no, per fare gli astronauti, conventi in scienze, tecniche e lavoro. Che invece si fa tutto come cui bes e poi bes. Ah, c'è un'universo avvilenti i vostri. Non vi ho l'ora che vengono a chiolimi. Calveni anche lui, signor Peppi. Ma dall'astronauta si vede la Champions League. La c'è? La Champions League, il ballone. Ma io non lo capisco, signor Peppi, veramente. Va. Non si vede la musica? Oddio, non perdi in tanto se non mi vedo la musica, ma vabbè, dai. Mi metto così? Così si vede la musica? Boh, ecco. Sì, perché io andavo giù sempre di più. Poi donge. Ecco. Thank you. Bene. Così vi piace. La terza e poi... Come alla Rai. Vai. Come alla Rai. Buondì. Allora, spiegate così il titolo. Astronauts e telefonings. Buondì. Sempre su queste banciute, signor Pierce? Non voleresti che quando l'astronave vignerà a chiolemi non vessi di chiatami. Queste famose astronavi. Ma is al sicuro che passerà? Beh, prima o dopo tutto al passe. Già avanti il tram così in spiete al diseve menono. E lui magari così no, io ho creduto. Perché magari così no? Sì, perché che quando il tram è passato, lui non lo ha veduto e lo ha perduto. Si vede? E si sente anche un po'. Beh, con che si alto un po' di odore alle normale. I dai al fastidio. Ma figurarsi, tali astronauti sono usati all'aria consumato. Ma questi astronavi, c'è molto sono fatti. Beh, andare di ogni fatte, può dirsi grandi come un palazzo, oppure come una pecar. Si ha di sapere riconoscerli, magari sono fermi di agnoruns e non è neanche un pilota che li fa i partì. Ma c'è si fa al sapere se lui alle ospiti al centro psichiatri comunale o no invece come che la conta lui dal centro piloti scolari. Sì, e io. C'è molto facile a sapere se lui venga a chiattami perché l'ha fatta amicizia oppure perché spera sempre di molgimi qualche monedute e qualche spagnoletto. Magari un tic duttitoso. Beh, c'è facile tutte che in sintade tali sbanciutti, schiator, calciali. C'è facile, c'è il telefonino, c'è quelle che fanno anche in stazione, dove la cosa sta io.
e sono duci a casa ai telefonini, par di più con gli scuffi. Ecco, e magari ne sono da ur a lei giornali, a studi, a lei poesie, ascolti in conferenze scientifiche e sono un'evore informati. E pagnocon, a sono incretinista, a forza di cialamonadis. E se fosse un po' così e un po' colà? Non lo sai. Ecco, vi odi al Beppi, non savin in che modo vivi. Qui sa c'è dall'osti che son da ora combinà con che i telefonini. E allora, c'è urfasi noi telefonini. Ci stanno chiallando, ci stanno ascoltando. Dove sono col chiave, con l'anime. Marisante, signor Pierce, lui mi fa sentire come Un astronauta colati tu un mondo che non lo conosci. fantascientifico. E allora, no, scusi, perché non si prepara, perché non si allena con me a guidare l'astronave, calciali, che ripeti con me i gesti, clic, clac, tac, rac, clic, clac, tac, rac, clic, tac, tac, rac. Clic, clac, trac, trac. Ma se non sviodi a muovi così li sman per strada, per aia, non sciappi per mas. Ma c'è voglia che vi odi, Beppi, sono dolci al telefonin, l'astronave arriverà e vignerà giù dal cielo con un spettacolo meraviglioso, si fermerà per ore di no, e arriverà giù une schiale luminose, no, la rin su, si distaccherà di tiere e nessuno si visarà di nuie, calmi crodi. Ma dopo une volte partiti, no? Sì. Può da ring mandare qualche cartolina. C'è cartolinis? Sì, cartolini, a luz di Marte, a luz di stelle, se no c'è soddisfazione easy a viaggiare senza poter mandare una cartolina. Ma io veramente non lo capisco, signor Beppi. Tutto nasce da un terzo personaggio, che è Giovanni Visentin, attore Furlan, Sì. che si chattava in Friuli, era già attore, aveva fatto la scuola, era al Teatro dell'Elfo a Milano, e Di partì militare. di partito militare. Proprio torna a Udin di Milano, lascia la compagnia per partiti militari, era arrivate le cartoline, e in che le avviene il terremoto. E viene la sdrumata del terremoto. Automaticamente avviene congedato. Allora il girava... No, automaticamente avviene così. Magari sono in Italia, amico. Non si sapeva c'è che sarebbe succeduto. Allora lui non sapeva se tornare a Milano firmare un contratto e dopo i tocchi e partì o se invece... E allora tra questa indecisione, tra quel tempo un po' così fermato, ha pensato bene di mettere in pinza un spettacolo di clown e lì ha avuto una grande intuizione perché in Kenyans lì erano robe nuove che tornava che ste riscuviarte dal clown e lui ha avuto l'idea di mettere in pinza spettacolo e i due mas che gli hanno detto dai fasenlo si erano. Lui lavorava in officine con suo fratello. Io vendevo motoretti motos, è venuto per comprare una moto e Fevelandi ha detto ma si potrebbe fare, ok, e è venuta questa idea, io ho detto o hai un amico che si potrebbe tirare dentro e lo tira dentro. Ecco, ma io ho rischiato molto di entrare subito in questo giro, perché un giorno incontro Ferruccio mi dice ma perché non vedi? Loro provavano nella palestra delle scuole Zorutti in via 30 ottobre a Udine, avevano uno spazio lì a disposizione. Dove avevo fatto l'elementare. Dove avevamo fatto l'elementare. E mi dice ma perché non vieni anche tu lì il pomeriggio, ci troviamo, c'è anche Vanni, facciamo un po' di capriole, un po' di schiaffi, salti, e per lì ho pensato la roba interessante è che durante il periodo del terremoto per disgrazia la fortuna era che tutti non davano in palestri, scuole, cioè era tan facile, c'è tan puesto. C'era le Dudweight. Era Dudweight e addirittura, voglio ricordarlo, i primi costumi, è stato facile c'è i costumi per fare il teatro, perché che era in pleno di vestiti là per i terremotati. C'erano montagne di vestiti. Sì, l'iglesia di via Aquileia, la parrocchia
al Carmine di Via Aquileia. C'era una montagna alta. E ieri non si dite, si conosceva il Plevan, Plevan. e non si dite, ma là se dice che volessi. E avevi una montagna di pesos e ho iniziato. E ci siamo fatti i costumi. Quindi è stato tan facile cominciare, la disgrazia ha aiutato. Sì. Ecco. Potevate fare come Pistoletto. Ecco, no, una cosa importante però filosofica di quel che... No, ho vinto a fare il teatro, non ci veniva bisogna dire, Dalla dal politica. 60 voto, ecco, bisogna dire, la storia. Non veniva Io venivi dal 53, sì, ma però dal 60 voto dal vedi 60 tutto il voto, design. e si vede questa idea dal sociale, di fare al sociale. E l'idea originale dal teatro non era di fare attori per fare spettacolo, ma di fare al paint. Sì, per l'animazione, fare una sorpresa dopo il popolo si diceva ecco, una si volta, diceva, anche se dopo era le brutte ecco. dopo la brutta sorpresa dal terremoto, fai Ecco, una belle quindi, sorprese che frusta salti in fuori e avviodin che sono i pagliassos che arrivi. Ecco, e quindi l'idea è nata di qua, ecco, sì. questa idea di fare al paint. E dopo per fare le curte, sin là a un si presentasse come attori professionisti a un festival in Toscana. Tu hai di dire allora il primo spettacolo delle nostre vite, o Trotsky Puss. Allora io lavoravo con mio fratello e vendi moto a fare il meccanico, che l'altri studiava anche io eri anche forse allora segretario della FIGC. Si facevano brutte figure dopo si rovinava. Allora ho avuto l'idea, il primo spettacolo di strada lo facevo a Vienna, ho singlato a Vienna per strada. E funzionava bene, non si fermava la polizia ogni 10 minuti. Sì, però ho vinto che... E dopo ho fatto Vignesi. E dopo a Vignesi, era un anche grande là che non successo. nos conoscevi, ecco, un grande e successo. per strade, e l'aveva sempre migliore. Dopodiché Visentin, che aveva chiesto rapporto col teatro importante, alle venuti si chiamava il primo convegno nazionale del teatro di base, e era organizzato dall'Associazione dei Critici Teatrali Italiani. Ecco. Sì. O sin là a Pontedera E ci siamo presentati con la presentati. sicumera che aveva Ecco. Giovanni Visentin. Eccoci qua, no? Eccoci Ecco, qua. ecco, e quindi, siamo attori friulani. Come ho fatto il spettacolo, cioè, ho sin là subito no, ma TG2. aspetta, prima allora, noi altri si era lì e Bacci, che era l'organizzatore, non sclame. Venite, ragazzi, venite un momento qua, vi devo parlare. Non sa sgamare, ormai, come non sbutti in fuori, non spari in fuori. Ragazzi, qui tutti si cacano sotto, non hanno il coraggio di aprire il festival, ve la sentite voi? E vi sentite, ma certamente. Ecco. E così abbiamo avuto un gran successo e ho detto a me Mario, voi vot dis a Milan, perché non avevi invitato a Milan, e votains dopo si erano chiamato a Milan. A Milano. E così è cioè, là. in lunedì non hanno fatto la televisione un bel servizio. E alle venuti, che è di Milano, che era importante, Sisto della Palma, professore, era stato presidente al Piccolo di Milano, professore all'Università Presidente alla Cattolica Biennale di Vignesi e per un po' di Heinz. Personaggio molto importante che non sa dite, se venisse a Milano o vi dai un stipendio fisso per fare tigni cordi clown e per dedicarsi ecco, al teatro sì, di strada. perché a quei team si furlan si davano l'idea che un calven dal Friuli è persona seria e professionale, Ecco. non sai se lanciamo così, però il fatto che si veniva dal Friuli Sì. e dava l'idea che sta sicuro. Ieri anche la simpatia dalla simpatia che veniva dal terremoto, perché anche in Toscana non si trattati, alle venuti il sindaco. Sì. Ma da salutiamo. Sì, ma da perdute si vede... Si era a fare spettacolo come per dire so dalla loggia dal Lionel, no? Sì. Ma così abusive, è venuto io il sindaco a salutare. Sì, insomma è stato più facile, ma era un mondo tanto più facile. Io conti sempre, adesso una roba importante. Quando ho vinto a Catno, per dire, ho fatto un spettacolo che si era a Milano, sì. In un comune di Milano, pal comune. Alla fine del spettacolo venivi sempre a Paiano un dal comune o un assessore. Al ven un dal comune, primi anni 80, e al dis, ragazzi, vi devo pagare, ma non vin la delibera, o vi faccio un assegno postdatato, non incassallo, dal comune, ecco, ospietai qualche dì che facin la delibera, lo incassai. Cioè un comune che ti fa un assegno postdatato. Cioè questo per dare l'idea.
Ma ho detto anche importante, ho vinto tutti io, dopo un anno che si lavora, un tendone in place prendi mai a Udin, un tendone prestato dal Festival dell'Unità Di Pasian di Prato. Di Pasian di Prato. Ho vinto tutto un tendone che si faceva corsi di teatro e spettacoli. Una mattina arriva la gente della SIAE di Udin, ma capì il mondo. Arriva la gente della SIAE, buongiorno, ma voi fate teatro? Sì, facciamo teatro, ma i biglietti? Li ho fatti, teatro ingenuo, lire 1000, si aveva stampato. Ma dice, ma siete matti, non fai velave pur là. Allora è un napoletano. Ma siete matti? Sì, ma è regolare, no? Dite, ragazzi, qua devo farvi un verbale che finisce male. Non ve lo faccio, domani mattina alle 9 venite alla SIAE che vi diamo i biglietti e vi mettete in regola. Cioè, era un altro mondo. È un giovane che lui fa teatro. Prima la dice Paone laurea in burocrazia, in economia e commercio. Prima economia e commercio, ecco, poi cioè per dire che era un mondo tan più facile per attaccare. E dopo, insomma, per farle brevi, no, altri dopo però l'Italia, sì, la vin perduta, perché dopo lì invece ti si inlassa tanta tor per gli germani sedut, e lì invece non nos davano l'assegno postdatato e non nos dicevano che bisognava aspettare 6 mesi, un anno per essere pagati. No, altri quando vi fate il primo spettacolo in Germania, ho sentito al camerin che si cambia, bussano alla porta, entra l'organizzatore e nos dice Entschuldigung, wenn ich störe, darf ich zahlen? Cioè, scusate, so disturbi, puedo paiaus? Questo paiaus. Hanno altri, non sa quasi chiappato un colpo. Ecco, scusate, so disturbi, puedo paiaus? E così all'estate per vincere adesso, insomma, un altro... Sì, però mio padre mi diceva che aveva lavorato per la TOT, no? Quando ieri la guerra, i tedeschi avevano requisiti tutti i giovani, se io facevo lavorare per la TOT, quando bombardavano gli americani, loro avevano all'aeroporto a Ciampuarmi, loro avevano di cuviargi gli sbusi, però sta attento perché passavano dopo gli inglesi a mitragliare. Ecco, allora mi ha detto, i tedeschi sono così, se ti dicono che a 2 di dopo di mesi ti danno la pace, anche se hai bombardi in serie, tu arriva il... Allora facciamo il secondo blocco? C'è detto mio ora. Oh mamma mia, dove siamo? Secondo. Ecco, si chiama Condividi. C'è? La musica, allora è così. Sì, hai capito, parlate. Un po' di quel mostro. Sì, perché che di sta attento, perché quando per belli furlami salti pure qualche robutte. Buondì Pirz. Oh, buondì Beppi. Hai al portato il pan? Sì, calcialimo. Vuoi c'è un tocco di formati? Lì al centri psichiatri sustrati bene, lo sai io. Hai avuto anzi io la tentazione di farmi passare per mazza, ma mi plasmasse la mia libertà. Centri piloti scolars, Peppi, dai mo, CPC, centri piloti scolars dall'astronave. Ma che mi scusi, Pirz? Sì. E è la forza dell'abitudine. No, è la forza dall'ignoranza. No. No, cioè, non è il caso tu stesso fin tu, non è il caso, sì. Non è... non è il caso fin di come, Dai, Pirz, io ho portato il persutto e la birra, che lì al centro pilot scolare non usa la dan, Sì, ma lui, no? C'è molto luclamial che smetti ad un scusi, torni a dirlo, tecnico taglia qui, ma lui c'è molto luclamial che smetti ad un covin. Io porto il pan, lui il persut. Condividi. E calciali la io in somp. C'è che hanno mettuto su quel muro. E è una pubblicità, no? Si vede una biele botteghe, sì. Una beccerie, una cubia giovine, il paron ridin che ti dà dal banco, e slunge un pancutto. E c'è il scritto sotto? Condividere il buono della vita. Sì, ma se no come
o lì in queste botteghe e io disin, ho vi portato la birra e il pan, voi altri dainos il persut, c'è fasi, no? Non spari in fuori a pedate. Ecco, perché lì non si condivide, lì si vende e si compra. Bon, ci saranno sbagliati. Ma c'è sbagliato, e è tutte int che ha studiato, che fa la pubblicità, Beppi, tutte int pagate bene. Va bene, ma non potevi iscriverti vendendo il bon della vita al suo mal. Più che di prosciutto. No, allora, per sud... Sì, più che di persut sa di prostituzione. E così a tutti condividi. Sì, ma è una bausie, a conti in ballis. Ma non importa a nessuno. Sì, perché in questo universo... Sì, perché in questo universo nessuno ha saputo la differenza tra vendi e condividi. Perché in questo universo c'è anche la pubblicità e conte bali, Spirz, no? Sì, ma allora, scusi, allora è un universo più mostruoso di quel che io mi ero pensato. E perché? Ma perché fanno la pubblicità se nessuno i crede? Ma per informare, no? Ha tu bisogno di persone? Vecca, io te lo vendo. Allora basta resta dall'informazione e invece ti spendi milioni per contare ballis all'uldi che alla int di questo universo che urplasen gli bausis e dispresse la verità. Boh, ma sono bausis per vendi, per vendi persone, biscotti, dentifrici, mudanti di lana, canottieri di... Cotton. Tramais. Sì, ma angelis armis si vendin, Beppi, e a rendin c'è tanti più bes che non li canottieri di cotton. Lui mi spaventa, Piers, il filosofo del Cormone. Sì. Ma io sicuro che vignerà l'astronave a Cioli. No? Non lo sai, Beppi, o speri. Sì. Oh. E che lui lo fa veleno e poi lui l'imbara. sì, no, perché si stracchi, sì. Dai, varechine. Varechine. Bon, vai. Oh, stato che la varechine, ma ho scoperto, tanti in Germania, non doprono la varechine adesso. È una roba dell'Italia, cioè dal Friuli in particolare, in Italia in generale. Non so. Ma adesso anche dal varechine. Bon. Io di sempre, la varechina per me è un fondamentale, mia madre era la varechina praticamente, no? Senza varechine non si vive. Non si vive. Ecco, invece di altri vari, i tedeschi in particolare hanno anche da varechine. Ma Poi sai Svizzera. Vai in dennan, dai. Forse la bevi. Allora? Buondì, Piers. Buondì, Beppi. Sempre su queste banciute aspettare l'astronave. Sì, aspetti. Ma c'è materia l'astronave di Dulaca le colat. Io in questo nestrimont, Piers. Ma non mi visita bene, ormai sono passati 40 anni che sono colato e mi sa che colando hai di aver battuto il chiavo, sono un po' confuso. Mal che si vi sarà, no? Sì, mi piace intanto cocire un tocco di spalle. Dall'astronave? Sì. Per facè? Per come da une mantie che si era rotte. Una mantia dall'astronave? Sì, che dalla parte del gabinetto, mi somè, perché mi visi che all'era un odor fuori di varechine. Ma c'è razza di astronave aeree, signor Pierce, e sarà stata la viase di Sonone? Perché poi? Ma le astronavi sono tutti slusti, plasticosi, pleni di lusruti, forti automatiche che si viaggiano, si arin e passano una biele giovanotte con tutte spaziali, tutte aderenti. Ma lui, Dula li sai via Dudic che sti astronavi. Dula al cine, all'Odeon. Ma che se sono fantasie di Hollywood, Beppi, non è la realtà. Sì, ma a lei la vigni immaginata, dai. Immaginate i parrons dal casino di Las Vegas. Non sono astronauti, sono chiasi di zuc, svolanti. E invece lì di voi altri c'è mutieri al pit. Peppi,
La squadra dall'astronave è a di mangiare e di bevi, mangiant e bevint e nutrissi il proprio corpo. E allora, stanza che doprin risorsi per nutrissi, cence straccià altri risorsi per viersi gli squartis ad oprin i muscoli. Le risorse sono pochi, Beppi, la terra non dà avonde per una produzione smisurata di qualsiasi di robe? Alla fatti il Malignani. Sì. E allora? E allora è una civiltà che vuole durare e ha di programmare, limitare, pianificare troppi risorse che dopre. E nostra sa nuie. E è una civiltà severa, Beppi, non un casino. Marisante, ma manco gli sbieli frutti che vanno a torco, gli tutti strenti, sa son? No, mai vedudis. Mi dispiace, Piz. Ma se chiede l'astronauta che pucce di varechine e veni a Ciolinus, io non vengo su, dai. Ma che Westrimont, alle fur control, o produces masse tecnologie, o fiscais la natura, di cadi un po' non sarà avonde nutrimento, avonde aghe, parduce, si massacre reis un cul'altri, ma che scusi, Peppi, ma non vi odial che son da ora armasi, duc, sempre di più. Ma io non credo, Pirsa, son bali, e in ogni caso è una questione di idea e di valori, a lui non può capire. Ma perché, vena stai? No, che io crodin di diritto agli quarti automatici. O si impronsa a copà a morire piuttosto di passare la vita a viaggi puarti, sculimanti, come date con spalli, dai. Io non la capisco, Beppi, proprio non la capisco. I fis dagli rosis. Buondì, Pierce. Allora, l'astronave non è partito? No, mi sa che queste gli come une banciute dentro di un parco. Ah, ci dicevi io. Prima o dopo però l'astronave arriverà. Intanto c'è lì il mondo che non gira attorno. Seduto in quel caffè io non pensavo a te, vedevo il mondo che girava intorno a me. Ma erano l'equipe 84, anche tal vostri universi. E poi dopo, sicuro? Ieri in anni della nostra gioventù, che pensi che io o eri un figlio dei fiori? Il figlio dei fiori non pensa al domani. La cantavi in nomadi, c'è ma dopo c'è uscita succeduto. Lo so, la lavoro in tune assicurazioni. Sì, che dunque avevi di convincere i clienti a pensare al domani e assicurare il domani per ogni imprevisto e a sacrificarsi magari voi per un domani sicuro e a farci di fallo. Mi sono convinciuta anche io. Ho capito. E gli rosis li sai al buttati via? No, li sei regalati a un'esovine che dopo gli è diventata le mie femmine. Ah, romantico, gentile. E ye? Io amo tu sento un bel vas dal salotto. Sì? E c'è color che davin al salotto, c'è allegrie. Poi un dia a colpe ci sono in acquars che ieri in No, a Sissin. Sissin. Torna di lui. E poi lunedì di colpo assisi in acquars che ieri in flapidis. Al beve di succedi, Avevi pensato che al bastasse comprare di nuovis. Avevi comprato in altri, se poi altri San Cimò. Avevi provato a cambiare il vaso, la tavola, il salotto. Avevi comprato tanti di che robi spiriti, ma avevi pluiciatato che i colori. E la femmina con modula Ise? Non lo sai, si è perduto. Ma c'è molto perduto. Sì, perduto a tora a comprare rosi. O pensi che lei di ancemò in denanta falu, Io per mio conto ho rinunziato. A me tutti questi rosi mi somei in un funerale. C'è un ivier stranico se sbeppi. Perceppo, pulis astronav c'è mutise. Ma la via di no, a san che quando tu vas a vorre i rosi in man e son di trick e tu has di butalis,
Ma se gli rosis tu li sai dal cur, allora è differente. Non intrighi e non si flappissin. Se tu sei un figlio dagli rosis, anche tu sei una rose. C'è poeta dal Cormoro. Vabbè. Non avevi mai pensato. La felicità è un yessi, non un beppi. Ma non l'ho visto imparata a scuola, taccando dagli elementari. A noi non sanno insegnare che se non tu hai di mangiare, non tu puoi essere contento. Sì, e comunque avessi un evore di mangiare, sei contento. No. Io dico al Beppi, yessi e ve, e sono due universi paralleli. E c'è una differenza sottile, ma importante non è. In che vostro mondo dal ve, io non mi chiatti. Anche filosofo dal Cormoro. Perché non vedi mai un franco di regalarmi? Un francotto. Un franco? Allora state, perché non vedi mai? Perché non vedi un franco di regalarmi e neanche un spagnoletto? Sul Sassonar non si fuma, Beppi. C'è barbe, Pirz, o voi a Vio del Sì, Merchiava? calciali gli rosis, Beppi, non si sa mai. Sì. Comunque, per raccontare ancora qualcosa di della carriera loro, appunto a livello televisivo, voi avete hanno lavorato anche con Marcello Mastroianni, No, vabbè, ma quello è stato solo proprio cioè, perché no, è Visentin. Visentin era coprotagonista insieme a Marcello Mastroianni, alla De Sio e anche a altri importantissimi attori nel teleromanzo Le mani sporche con la regia di Elio Petri, e non sa tirare dentro anche noi altri, che si vedeva una particina piccola, però siamo stati una settimana sul set con Mastroianni, che era una cosa bellissima. Era buono, sì, noi abbiamo una fatto bella persona. Era una persona buona come il pane. Comunque, appunto, la carriera internazionale che poi si è un po' intrecciata anche con quella mia, con la Microbella. Esatto. Anzi, è nata la nostra grazie a loro, perché ci hanno segnalato alla gente svizzera che avevano a Zurigo. Premetto che la nostra gente era tedesca, ma si era trasferita in Svizzera perché si lamentava del fatto che i tedeschi erano troppo approssimativi. Anche si lava a chiesa si vede pure anche a respirare, il pavimento bianco, proprio una roba, eravamo così. Ci faceva paura. Ci faceva paura, e noi amichevolmente, infatti la chiamavamo, si può dire, no? Si chiamava Marilis, ma noi la chiamavamo Merdilis. Vabbè, siete proprio gentili. Ma invece lei di cognome si chiamava Düsterhaus, che vuol dire casa oscura. Perché? Perché non so cos'era il Medioevo, allora avevano messo una tassa dove viveva lei, che tu pagavi per le case tanto di più quante più finestre avevi, e allora il suo bisnonno, non sai c'è, aveva chiuso tutte le finestre e la casa era oscura, e quindi loro li chiamavano i Düsterhaus. Il marito come si chiamava? Perché anche il marito aveva un cognome questo tremendo, non mi vedi. Infatti la casa, ma anche la casa che avevano alla fine a Vaduz, lì dove era tremenda, sì. era impressionante, era dai. bellissima casa. Poi adesso lodiamoci un po'. Sì. Poi pochi sanno che nell'80 noi abbiamo stati campioni italiani di improvvisazione teatrale. Sì. Abbiamo con lo stabile di Torino organizzò questo. Io che ormai sono svizzero da 40 ed anni. È stata, insomma, abbiamo sconfitto, c'erano 40 gruppi, votava. Segnalare questa stranezza italica che c'era, sapevamo che alla fine ci hanno detto che alla fine ci sarebbe stata una grande cena e una grande festa con i vincitori. Sì. E però per caso siamo arrivati noi due, che non ci si entrava noi con nessuno, e abbiamo vinto noi e hanno abolito la cena e la festa. Perché io sono stato proprio perché erano partecipavano ai teatri stabili, cose easy. Importanti. Noi eravamo outsider. Hanno detto non si fa più. Erano sicuri che vincevano i loro cavalli, e abbiamo. Allora funzionava, era un meccanismo che molto collaudato all'estero, nasce dal Canada. Il torneo di improvvisazione, il pubblico dà i temi dell'improvvisazione e si fa a coppie per eliminazione,
e si ha ad esempio delle improvvisazioni su un tema, dicono la felicità, e si ha 2 minuti di tempo. Cum per aulis, ciance per aulis, stile... Poi con parole, senza parole, con pantomima. Stile e quindi era molto difficile. Noi vincemmo, ci diede il premio il sindaco di Torino, Novelli, a quei tempi, e siamo andati sul giornale e poi il premio era anche buono, noi infatti qualche contentoni. La cifra ci è venuta una fantasia che abbiamo battuto tutti. Ecco, e, insomma fu una cosa importante. Vediamo con gli ultimi. Sì, va bene. Ecco. Mi raccomando, il ritmo. Sì, il ritmo. Sì. No, ma allora aspetta, ti racconto un'altra cosa. Io ho scritto una commedia che si chiamava La scommessa di Vette, che era in tedesco, veneto, italiano, poi c'era il tedesco austriaco, eccetera, eccetera. Era una produzione del Teatro Stabile di Bolzano e della Vereinigte Bühne Bozen, che sarebbe lo stabile di lingua tedesca. Non avevano il coraggio di fare una cosa insieme, perché lì vivono forse ancora oggi molto separati. Allora, cos'è successo? Sono venuti da me, svizzero, diciamo, e mi hanno detto: scrivici tu una cosa. Io l'ho scritta, l'abbiamo messa in scena, e io avevo bisogno di Goldoni, perché facevo che c'era come si chiama? Lessing, quello Lessing, del romanticismo, Efraim che faceva un viaggio verso il sud e si fermava a Bolzano, e poi c'era Goldoni che da Venezia veniva su per prendere un po' di fresco, e io ho detto: ma chi mi fa Goldoni? E me lo faceva lui. Lo facevi io. È venuta una roba meravigliosa. È stato un bellissimo Questi spettacolo. attori, allora, c'era il Todesc, Lessing, non chiacchieravano per aule di italiano, ecco, e recitava con lui che faceva Goldoni, e l'era di morire di ridi. Lui sapeva qualche parola, era tutto così, c'erano quelli che parlavano veneto, è stata un'esperienza. Abbiamo fatto vari esperimenti interessanti, teatro ingenuo, anche gli spettacoli del teatro ingenuo, bellissimi. Quando è caduto il muro, che noi abbiamo detto era il trionfo del consumismo, della cosa, e noi facevamo questo spettacolo che eravamo pieni di monate, di gadget, e alla fine lui restava, che gli rubavano tutto, anche le gambe, i denti, gli portavano via tutto. Bellissimi, sì. Ne abbiamo fatti molti, sempre sui temi. Piers, mi somè che massa informazione gli hanno inflammato il cervello. L'inflammazione del cervello si chiama meningite, Beppi. E con la meningite o si muore. No, non ti vedi sto vendite che tu lo fai come in napoletano. E con la meningite o si muore o si resta stupidi. Giusto? O si rimane meningite o si muore o si diventa stupidi. Lui per fortuna non è morto. Ecco. E con la meningite o si muore o si rimane stupidi. Lui per fortuna non è morto. Ma che sta letto Totò? Il gran Totò. Lo conoscete anche voi altri astronauti? No, lei ben, sì, se no Casing il gran Totò, lo conoscete anche voi altri astronauti? Voa, te ditemi anche voi altri astronauti. Ma stai scherzando, Beppi? Sull'astronave entri gli steli, so vinchialate, è tornata là. Dove c'è il film di Totò? Ah sì? Ma sicuro, alla cappella dell'astronave si può stirare un telon proprio denante dall'altare, e la domenica dopo di misdì si va a biodi un film di Totò, di Don Camillo. Lo facevi anche io, Piers. Era anche lui della Marina Spaziale, Beppi. Ma lo facevi di frutti in colonia, al mare, in parrocchie. Piers, sulle astronavi si c'ha l'improiezione in 3 dimensioni, non film in bianco e neri. Siamo fatti alla Savelu, siamo mai stati in un'astronave? No. Ho puoi garantirgli che entri gli stellis, così è lontano di chiase Heinz Luz, ti chiappe una grande voglia di tornare in daur, in tal tempo, in tal spazio. Talla nave sono fin tremai che sono vistus di moschettier, di soldato romano, di principesse. Eri anche quel
che si vestiva di Zorro. Oh, per forza, un sdrume di Zorro. Beppi, vedi che anche lui è un pilota spaziale, dove che non si vede più? Pierce si vestiva in così di frusta a Carneval. A Carneval? Calpavi a ricordarsi, Pierce, quando ieri lì all'astronave, Sì. no? Vestiti di principesse, di moschettier. Lui c'è muteria, lei? C'è mu si vedeva, al grande. No, mi vi ho picciul. Viola Pierce, al ieri un frutto. Ma no, ho ieri travestuto di Nannul di Biancaneve. Lui non guarirà mai, Pierce. Vorrei dice. Dalle strambettate. Un astronauta, là che si vede in fin di Totò di Don Camillo. Ma non esiste. E allora anche a Roma non esiste, anche Vignesi e Florence sono messe allucinazioni. Ma c'è disi al Pierce. Ma io, che ospite dal centri piloti scolari, so credevi che la bellezza di queste città fossero i palazzi antichi di secoli. Ah no, i palazzi antichi di secoli in ca. Dagli ruvinis, dall'antichità, l'antindenante, fino alla contemporaneità. Tu credevi che queste città fossero così belle che ti entri in tal cur, perché che di ogni banda il presente al chiacchiere col passato e dice chiacchierino, Beppi. Non lo sai. Il presente e il passato, quando si incontrano, a chiacchierare dalla vigni, Beppi. C'è filosofo dal Cormoro. E io non la capisco, Beppi, non lo capisco, Beppi. Vabbè. Questi, io quando mi ha proponuto questa senutis, ho pensi sempre di essere denando al gatto nero. Vi ricordate al gatto nero? Sì, A Udin, che diceva al gatto nero, manicomi. Filosofo dal gatto nero. Di fronte al gatto È la filosofia del gatto nero. Esatto. Ben. Riadattadis. Numero 35. Sì. Boh. O so io? Sì. Beppi, caltiali c'è molto che mi fissa che persone che gli sentate su che altre banciute, Beppi. Pierce, Luciale per via di che plere calata al ceaf. E c'è molto facile la signora a sapere che queste plere mi covente parci di entrare in contatto telepatico con la mia astronave. Se si la tiale e io ne plere normale. Sì, Pierce, ma non è normale mettila al ceaf. Peppi, calciali il chian della signora allora. Ci hai all'intorno al quel, che sorte di plere. Ma no, è una protezione, si vede che gli hanno tagliati i sorelli, oppure un eczema, una malattia, insomma, che robe lì è covente per impedire al cian di grattarsi. Che il chian lì ha un'antenna parabolica, Beppi. Partigni la femmina in contatto con la sua astronave. Anzi, è? Ma che femmine lì, vende al futuro, Beppi, è già adattate, non vedi i lavris, c'è che sono sglons, gli stetis. Ma è una moda, Pepi, è cosmetiche. Oh no, cosmetiche, al venda cosmi, che è l'ordine della natura, plastiche al venda plassein, che l'ul di modella da forme, che femmine lì e gli state riadattate. Riadattate perché? Ma Beppi, che ragioni, no? E gli adattate al cambiamento climatico, anche se come arrivasse il diluvi, gli condutca il silicon che ha tal quar per stare su e gli è insubissabile, Beppi. Ma lui è fissato al cambiamento climatico, ma anche se fosse vero. No, se fosse, gli è vero, lo disinduci scienzias. Ah, duci proprio no, Dei sicuro anche qualche dunca l'udine. Sì, ma Peppi, se lui va a farsi viodi dal miedi e il miedi gli dice che ha il diabete e non l'ha di mangiare poi dolci. Gli dice che mi dispiace per lui. E perciò? Perché ha il diabete. Ma no il miedi, lui. Ah, lui cui? Ma come lui cui? Lui tu, no, tu puoi poi mangiare i dolci. A me i dolci non mi piacciono, a me mi piace il... Sì, non avevi capito. Allora lui va dal miedi e il miedi dice che lui rischia la cirrosi e alla di mollà di bevi, se no cucuc.
al va di altri smiedi se duci confermi la stessa diagnosi, fintre mai calciate che i conte che non covente mola di bevi, al baste che al mangi ogni dì un effetto di polente. Oh, c'è bravo che il miedi. Hai da res une busate. Peppi, dai, che non stai a distrarsi. Alle clar che lui al mola rest di bevi al manco il par prudence. Ma non c'è parinsione. Ma c'è mood. Peppi, aspetta che vuoi cambiare. Ah no, torni a dire ma non c'è parinsione. Ma non c'è parinsione. Ma perché? Ma perché che mi place bevi? Ma no, e poi dice che Welling io non dismetto. Poi dice. Adios. Adios. Adios, amico. Dai, allora, poi dice che Welling... poi dice che Welling io non dismetto. Mi sono in quarto, se Sì. Ma perché? Perché che mi place il vin, beh. Lui è un alcolizzato, Beppi. Lui ha capito come Pierce. Io ho un visi antico o sono un classico. Ma chi ha nato in vizi news ogni dì e nessuno ha la volontà di molare. C'è molta violent cos'è, Beppi, o so colato proprio male. Ma lui, Pierce, si mutai al fatta colata all'astronave in che ne strimondo. E non mi ricordi, Beppi, una crepatura spazi temporale, crot. Pagno con lui all'iere gioco. Disial. Salsa veste tanti svolti che sono colati io col motore. Al podere Sanche Iessi. Ok. No, dai una. The last. Dai. Atmosfera disumane. Non si sta male, Ueta, la banciute, Pierce? È un tic freddo, ma vuoi di dire che si respira bene. Quasi, o hai migliore il freddo che non il cialca faceva quest'estate? Io vengo di un pianeta alto. Quando cagliere colato dall'astronave, sì. Sta difficile adattarsi alle nostre atmosfere. E per lui, quando è colato in disgrazie e in un lam si è chiattato sulle strade, c'è molto stato. All'imprime non mi so mai a bevere. Alle tu come un sium, poi col team, se no tu crepi, se tu usi. Per me è stato compagno. Se non si mursi adatti, sì. Del resto, calciali che attor duce van a vegni in tranquillo, non è nessuno che si chiama attor smarveat, scaturit, spaurit. E perché varessimo di essi spauris o scaturis? Mica non sono colato da un'astronave in un altro pianeta con une atmosfere misteriose come che è capitata a lui, Pierce. Sì, ma lui è riduce, Beppi, no? Perché calcrot, anche mo, che io ho sedi a stato al centro psichiatrico comunale e no invece al centro piloti scolari, vero? Io ormai non credo più in lui, ma chi duce sono convinto che Palacine ha sedi... E il manicomi, come che si diceva una volta. Ma non vi odi al Beppi che non si rende in conto. Ma dice? Ma Beppi, le ultime volte che da questo pianeta la concentrazione di gas serra e gelate donge di che dal DDUE è stata 3-5 milioni di anni in da ora. E lui c'è molto lo sai. Ma lo scrivi su 12 giornali, alle prendi conferenze, snovi e via in denante. E allora? Allora, ovaresses di là tor, duces marveas, stramarveas, ci sia tor, nasalaiar, displantis, ci il cil, e disi un cul'altri, oh, l'atmosfera intorno di noi non ieri mai stata così, di 5 milioni di anni in ca. In effetti, pensai sopra al sare di facile intorno della pore, Beppi? Ma perché? Mi somme una roba appassionante. A iesi svelsa sarei di fai bes. Cavenin siur. Dome per 2 euro su svenche se scatolette. Sommette dentro il nas o potete nasal aiar giuste come che era su queste tiare addirittura 5 milioni di anni in daur.
non è un imbroglio. Non è un imbroglio, signors, ma che prodotta è certificata dai più esperti scienziati del mondo. Ma 5 milioni di anni in da ora la creatura umana non esisteva sulla Terra, Beppi? Un motivo di più per vendere la scatoletta con l'odore dei dinosauri, no? Dai, fai in 3 euro. Ma dai, Beppi, ma se anche l'atmosfera ieri così la creatura umana non esisteva anche mo, se come è tornata ieri così e sta tornando ieri così, e sono buone probabilità che l'individuo umano non esisterà più. ecco, giusto, Beppi, è un mondo senza individui umani, è disumano. Dunque potresti fare scatolutis e di Alain che può sentire l'odore di disumanità. Ma non li compreresti nessuno, Beppi. Duce viodin che il mondo è da ora diventa in maniera banale e inesorabile sempre più disumano. Non fa Calchiali Gaza, per esempio. non fa mai bene Spears. Parvendi sia di contare la verità, ma mai intiere. Dove un tic, il po', che il cliente il crudi. Lui, Beppi, è come una lampadina. Io? Sì, la lampadina non lo sa, però fa luce. E io fa luce. Sì, in maniere tragiche. Quel che fa politica, al sa che dopo 50 anni se passa di consumismo, non esiste poi di bot cittadini, ma dome consumatori e clienti. E il consumatore non lo sa la verità, al vol dome cerca il desidero. In queste situazioni il politico onesto resta paralizzato, che il disonesto a svuacare dentro. C'è filosofo dal corpo. E allora? E allora, quando vigneranno a Chiolmi, che veni su con me dall'astronave, Beppi. Pirt, lui è convinto che non spiete un futuro di astronave. Sì, Beppi, astronavs amaris. Sì. Padula. L'astronave Padula. A vederla così effettivamente quello che invece non avremmo mai pensato, che in realtà anche un formato dal vivo, no? Anche con i racconti della Poi esce un'idea, non sarebbe male. Noi per produrre, cioè il problema è come sempre è vendere, distribuire. Se ci chiamano noi, si mette in un momento. No, ma anche così a braccio, no? Raccontare Raccontare le cose. Sì. Anche perché almeno a me ha fatto ridere tanto, se avete voglia di raccontare, loro hanno avuto agli inizi della loro carriera l'incontro con i Colombaioni, una famiglia di circo, una delle più, no? Delle famiglie storiche di clown da circo. Beh, sono i clown che hanno fatto il film di Fellini, i Colombaioni. Li usava tantissimo. Sì, non sanno veduti, poi Simplasus erano i più importanti clown italiani. Loro non sanno due per strade in Toscana e non sanno trattati come colleghi dal Brindisi, cioè proprio noi eravamo. Quell'aneddoto che mi avete raccontato l'altro giorno, che sono... Ma vabbè, a te ti fa ridere a te quello del coniglio, ma non so io, ma non fa ridere. No, perché no, va bene. No, insomma, ecco, ho lavorato tanto in Germania, poi la Spagna non ci ha dato grande soddisfazione, la Catalogna in particolare. Sì, dopo ho avuto un'esperienza che sarebbe un cinema dove e grazie a Claudio De Maglio si inglas per 15 giorni in Somalia, e a lei lì è stato un cinema veramente, perché in Somalia non siamo andati, poi che sono maschi, con l'Istituto Culturale Italiano, non siamo avvisati che là era già scoperta delle guerre civili. E non siamo andati là. E allora siamo arrivati là e le prime robe che non è venuto un colpo, perché quando si è arrivati con l'aereo e si vedeva tutti che gli aerei distrutti. Brusati ai lati della pista. Ma prima, se tu ti ricordi, noi eravamo a Roma e cercavamo l'imbarco. E passa un vestito di pilote e dice: ma dove dovete andare? Che cosa? Cerchiamo Somali Island, e lui ha detto me coglioni. e si è toccato, e io ti dico: ma Vanni, ma sei sicuro? Sì. E dopo
No, ma io mi perché questa è l'Italia, i manicomi, arrivi in là per fare spettacoli, dopo arrivi e ti fa un spettacolo, si faceva per l'Istituto Culturale Francese, anzi. Allora, E Olin è il direttore dell'Istituto Culturale Francese, le seconde D, no? sì. Allora, Intanto allora, ho rivinto dall'Istituto Cultura Italiana. E allora, era una macchina di scrivi polverosa, riviste del 1958, sì. Polverose, tutta una roba così. Arriva Luciano, il responsabile della cultura, con la catena d'oro, tutto figo, che dice: oh ragazzi, qua è il posto, sono donne bellissime, tutto bene. Ho parlato col console, mi ha detto: Luciano, fai quello che vuoi, basta che non mi rompi, ecco. E qua è tutto bello e tutto bene. E poi andiamo dai francesi e dicono: ma ragazzi, ma qui sta per scoppiare la guerra, noi abbiamo le navi al largo che ci aspettano per scappare. Avete il piano di evacuazione? Com'è il piano di evacuazione? E Luciano dice: ma non gli dà retta, ma lo vedi com'è pallido, quello non capisce. Ma qua ci sono le feste più belle del mondo, ma che te frega. Sì, ma vero, non sto facendo a dormire sulle terrazze per ore di che c'è che si era, e io devi che sti luz che tiravi e tiravi, ci vedevi lontano e dite: Luciano, ma là si sparano. Ma no, ma perché gli hanno rubato il cammello, ma che te frega, ma qua è sempre così. Andiamo a fare il bagno a Gesira, andiamo, facciamo il bagno, torniamo. Siamo lì dove mangiano i bianchi, diciamo, e il francese dice: dove siete stati ragazzi? Siamo stati a fare il bagno a Gesira. Ma siete pazzi? Ma ci sono i pescecani! E Luciano dice: ma se mangiano solo i neri, ma che te frega. Noi eravamo nelle mani di Alberto Sordi, cioè era una roba da pazzi ragazzi. Sì. Da pazzi. Sì. Ma da morire. Quando hai organizzato una partita di ballon, sì, che ridere, dell'Istituto Culturale, perché avevi anche una scuola per i neri, bisogna dire la verità. Allora si studiava sulla spiaggia con il ballon, poi il ballon all'avete aga. E laghe, ieri c'erano i pescecani piccoli, no? Senza pinna. E no, di cui va lì? Spietate che va un... Senza aspettare, perché andasse... Cioè noi giocavamo, poi quando andava l'acqua, la palla nell'acqua non giocavamo più, cioè eravamo, ti dicevo, no? E dopo vabbè, però le due cose interessanti, tre cose molto interessanti sono state: una, che Luciano, che non era un macacco comunque, ci disse: ragazzi, qua è tutto al contrario. Cioè, se voi vedete uno che parla italiano, parla inglese, amico, quello è uno che si mangia i bambini, è un mostro. Se voi vedete uno con la barba, che non ti saluta, che se può ti taglia la gola, quello lì è quello che si occupa delle vedove, degli orfani e delle cose. È il mondo all'incontrario, ci ha detto, per quello che siamo noi con la nostra mentalità. Ci ha detto: guarda, è così. Poi un giorno mi racconta: allora io ero lì, sai, lì la situazione era talmente terribile che diventare amico di un italiano lì poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Allora lui era stato ad una di queste feste che andava lui, e poi è arrivato uno col quale aveva chiacchierato a quella festa. Il giorno dopo nell'ufficio gli ho detto: ciao amico, adesso io ho un fratello, gli trovi un lavoro, siamo amici, eccetera. Allora dice: tu che avresti fatto? E io, con la mia mentalità e la mia inesperienza, o mi sarei fatto coinvolgere dicendo: questi poveracci, e quindi avrei cercato, però per loro sono tutti che hanno bisogno di un aiuto, oppure avrei fatto il rigido dicendo: ma come si permette? Cioè, e lui ha detto: sai che ho fatto io? Io ho detto: vabbè, allora adesso tutti i giorni, tutte le sere, io smetto alle 8, mi viene a trovare, andiamo in giro, facciamo festa, facciamo questo, facciamo quello. Dopo un mesetto, quando siamo veramente amici, vedrò cosa posso fare per tuo fratello. E io ho detto: dammi un napolitano roman, che lui era napoletano roman, là che finisce di arrivare, e lo ha sistemato perfettamente, proprio che non si è fatto più i viodi. Comunque all'era un mondo totalmente contrario, e poi no, la roba da ridere, all'era tutto stuart, però come entravi all'aeroporto, ti ricordi
Allora l'ha scritta per te, tutto in italiano, perché era stato colonizzato in italiano, dopo avevamo avuto noi, dopo la guerra ancora gli italiani. Benvenuti nel paese del socialismo scientifico. E non c'era una cosa dritta. Non c'era una roba dritta, però un scalino, socialismo scientifico. Poi la mattina alle riduzioni, perché a un certo punto, denante parte stava in una villetta, arriva il camion dei pompieri, c'è il pompiere, dice, italiano, vieni, parlava in tutto italiano così, vieni, vuoi comprare l'acqua? Come comprare l'acqua? Vuoi acqua? Allora domani che dice, ma com'è che compri? Sì, il pompiere ha il problema che invece di la spegnere l'incendio si vanno a torre a vendere l'aga. Sì, questo è interessante però, perché lui, Luciano, aveva un problema, no, era Pignoni che faceva il professore, aveva avuto un problema nella macchina, chiamano il meccanico e il meccanico arriva con un cacciavite, aveva attraversato la città a piedi, sbisiga un po', poi dice mi serve un altro attrezzo e riparte. E noi altri si rideve come coglions. Dopo però avete capito? Allora, se lui al passe con una cassette piena di attrezzi, non torna più perché si viarci un'officina per suo conto. Cioè il paron gli dava un attrezzo per volta. Alla volta. Se lui andava con una cassetta piena di attrezzi e non la rubava lui, poteva essere che lo ammazzavano, buttavano il suo cadavere nel mare che tanto se lo mangiano i pescecani e si aprivano una officina in un altro quartiere. Le case non avevano neanche il numero civico, non c'era niente. Allora io dico, i ricchi dovrebbero pagare l'85-90% di tasse sui loro guadagni, perché tutto quello che loro guadagnano, sì, forse il 5% è merito loro, perché il resto è merito di una società che funziona, di una società che sceglie di mandare i figli a scuola, la mamma che si alza, che manda il figlio che studia, che lavora, il comune, che fa le strade, le cose, se no loro sono così, saremmo così. Cioè siamo tutti insieme che creiamo il benessere. Chi poi apre un'azienda, fa dei guadagni, approfitta di questa base che secondo i calcoli siamo sull'85% di quello che lui poi riesce, della ricchezza che lui riesce a produrre. C'è politica dal Cormone. Ecco. No, perché io lì lo hai veduto. Cioè prova tu a fa un lavoro lì. Che tu i russi gli regalano tutti i computer, le cose per fare al Ministero dell'Agricoltura e il ministro arriva con la sua milizia privata a Chiappe Sudut, a Cemon Scatolat e all'Uvent. E prova tu a fare... Ieri un'ena furta dal mare, davanti a Mogadiscio, è un italiano che lavorava al Ministero, e mi dice, io tu che navla, è una nave italiana, è piena di trattori news, che hanno regalato l'Italia, ma loro li hanno già rivenduti al Sudafrica. Ecco. E i signori giravano con le Jeep, con le Land Rover, con cancellato male, ambulanza, dono del popolo italiano al popolo sardo. E loro... Va bene. Di stare leggeri, di stare vaghi. Abbiamo ricordato che venendo al 60 voti. Va bene.